Allora, come vi dicevo, l'articolazione del convegno prevede dapprima un disegno a tutto tondo del personaggio Bruno Visentini, visto nelle sue varie sfaccettature, soprattutto nelle sue varie battaglie, e il compito è riservato a quello che è il biografo per ora ufficiale di Bruno Visentini, il professor Luigi Urrettini, che è componente dell'Istituto Veneto per la storia della Resistenza dell'età contemporanea. Ha scritto notevoli studi di storia veneta, in particolare in ambito trevigiano e di Castelfranco. I suoi temi spaziano dalla storia vera e propria alla storia del pensiero, in particolare per quanto riguarda la presenza positiva e negativa della cultura cattolica nella nostra società. Quindi sono lieto di aprire con il suo intervento. Bene, la ringrazio e intanto saluto i presenti e con i 20 minuti del mio intervento cercherò di analizzare, sia pure in modo schematico, la formazione culturale e politica di Bruno Visentini nella sua giovinezza e nella prima maturità. Essa sarà la base del suo agire nei molteplici campi della sua ricca attività professionale e politica, che saranno oggetto di specifiche relazioni, anche particolarmente tecniche. Antifascista per tradizione familiare, prova nei primi anni 30, assieme a pochi amici, alla facoltà di giurisprudenza di Padova, quella che definirà con una certa ironia la solitudine dell'antifascista. Eravamo in 2 o 3, oltre al futuro avvocato socialista Renzo Sullam. Potremmo ricordare anche l'amico Opoker di Treviso, che poi diventerà preside della facoltà di filosofia a Padova. Partecipa tuttavia, è rettore anche, giusto? Partecipa tuttavia alla lotta antifascista, anche se ridotta a ricevere e passare qualche pezzo di carta, come scriverà sempre con una certa ironia. Suo punto di riferimento diventa Antonio Pesenti, anche lui originario di Treviso e di famiglia antifascista. Pesenti si era laureato a Pavia in giurisprudenza nel 1931, con una tesi sulla politica finanziaria in Inghilterra, con il professor Benvenuto Griziotti, maestro anche di Ezio Vanoni. Con una borsa di studio della Banca d'Italia era andato a Londra per 1 anno a perfezionarsi in economia. Rientrato a Pavia, si era legato al gruppo socialista che a Milano faceva capo a Rodolfo Morandi, Bruno Maffi, Lucio Luzzato, Eugenio Colorni. Pesenti mette in contatto Bruno Visentini col gruppo milanese e in particolare con Eugenio Colorni, del quale diverrà amico. Nel 1933 Visentini frequenta i corsi per stranieri all'Università di Monaco di Baviera, assieme a Guido Carli. Era innamorato soprattutto della cultura di Weimar. Assiste tuttavia, sgomento e impaurito, all'immensa sfilata che il 30 gennaio accompagnò la presa del potere di Hitler. È un'esperienza che non dimenticherà per tutta la vita. In un articolo sulla Repubblica dell'ottobre del 1988, La lezione di Weimar, scrive: la grande crisi economica del 30 e degli anni successivi, aggravata dalla folle esasperata politica deflazionistica di Brüning, con i 5 milioni e più di disoccupati senza sufficienti sostegni di solidarietà sociale, portò il paese alla disperazione. Nel 1935 si laurea a 21 anni con una tesi in diritto commerciale, sotto la guida del suo maestro, il professor Tullio Ascarelli. Su invito di Ascarelli si trasferisce a Roma a lavorare all'Assonime. Per il neolaureato fu un'esperienza preziosa. Ricorderà: imparai come si formula un articolo di legge. Grazie a Pesenti e Colorni entra in contatto con gli ambienti antifascisti romani. Nel novembre del 1935 favorisce, assieme all'amico trevigiano Alberto Boscolo, di una vecchia famiglia di socialisti trevigiani, la fuga del dirigente comunista Emilio Sereni in Svizzera.
Lo trasportano in macchina assieme alla sua famiglia da Roma a Milano, dove Colorni si incarica di farli proseguire sino in Svizzera. Approfondirà l'episodio la professoressa Azzi Visentini. Pochi giorni prima Pesenti era stato arrestato. Verrà condannato dal Tribunale Speciale a 24 anni di carcere. Verrà liberato il 4 settembre del 1943, pochi giorni prima dell'occupazione nazista. In carcere Pesenti aderisce al Partito Comunista. Come scrive nell'autobiografia La cattedra e il bugliolo. Visentini, nella introduzione, anzi in un saggio sul libro autobiografico dell'amico, si interroga sulla scelta compiuta da Pesenti e che fu propria di molti altri giovani antifascisti. Scriverà: il comunismo si dichiarava rappresentante della classe operaia e non vi era dubbio che gli operai non avevano avuto alcuna responsabilità nel fascismo. Bruno Visentini confessa di essere stato a pochi millimetri dall'aderire anche lui al Partito Comunista. Lo hanno fatto desistere i dubbi sul comunismo, come un sistema di potere che inevitabilmente era vincolato alla dittatura e corrompeva l'idea originaria. Vi furono poi le repressioni staliniste degli anni 36 e 37 e poi, fondamentale, la lettura in un tedesco orrendamente difficile, come scrive, degli scritti di Rosa Luxemburg. La libertà veniva affermata come elemento essenziale anche dell'evoluzione socialista. A Roma Visentini si lega di profonda amicizia con Stefano Siglienti, vice direttore del Credito Fondiario Sardo, appartenente al Movimento di Giustizia e Libertà. Dirà che aveva verso Siglienti un amore contemporaneamente fraterno e filiale. Nello studio di Siglienti si riunivano Sergio Fenoaltea, Bruno Visentini, Federico Comandin e altri antifascisti che daranno vita nel 1942 al Partito d'Azione. Grazie a Siglienti entra in contatto con Raffaele Mattioli, presidente della Banca Commerciale, che darà un grande contributo alla nascita del Partito d'Azione. A dirigere il suo ufficio studi sarà chiamato nel 1938 Ugo La Malfa, in sostituzione a Antonello Gerbi, inviato a causa delle leggi razziali nella filiale di Lima, in Perù. Nel suo discorso sulla professionalità e umanesimo di Raffaele Mattioli, Bruno Visentini ricorda gli insegnamenti ricevuti negli anni 37-40. È facile capire come la discussione apparentemente erudita di Mattioli e del suo giovane amico su certi rapporti del liberismo ottocentesco con la dottrina evoluzionistica sfociasse più avanti nella riconsiderazione delle relazioni tra pensiero e economia reale, come nel caso di Keynes e la crisi del 29. La militanza nel Partito d'Azione di Visentini si svolge a stretto contatto con Ugo La Malfa e i giovani economisti keynesiani formatisi attorno a Mattioli. Rappresentano l'ala liberal-democratica del partito, di contro a quella liberal-socialista di Guido Calogero e a quella del Movimento di Giustizia e Libertà di Emilio Lussu. Visentini si occupava a Roma della stampa e della diffusione clandestina di Italia Libera, il giornale del Partito d'Azione. Per questo verrà arrestato nel maggio 1943 e rimarrà a Regina Coeli sino al colpo di Stato, come lo definirà, del 25 luglio. Dopo l'8 settembre si occupa ancora della diffusione della stampa di Italia Libera e della falsificazione di documenti di identità. Rivede Eugenio Colorni, caporedattore dell'edizione romana dell'Avanti. Era reduce dal confino di Ventotene, dove aveva stretto amicizia con Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, partecipando all'elaborazione del manifesto di Ventotene sul federalismo europeo, recentemente commemorato. Eugenio Colorni verrà ucciso dai fascisti il 30 maggio 1944
a pochi giorni dalla liberazione di Roma. Bruno Visentini gli dedicherà il suo libro 2 anni di politica italiana, 43-45, scritto nel Veneto dopo la liberazione. È bello leggere la dedica alla memoria di Eugenio Colorni, al quale mi univano un'amicizia fraterna e 10 anni di concorde azione antifascista. Quel libro 2 anni di politica italiana è stato recentemente nel 2014 ripubblicato dall'edizione Aragno con l'introduzione di Sandro Gerbi. In esso mette in evidenza il ruolo decisivo del Partito d'Azione nel ribadire l'esigenza di una netta rottura con la monarchia per ricostruire una nuova Italia repubblicana. Evidenzia i tatticismi di Togliatti con la svolta di Salerno e il riconoscimento del governo Badoglio. Li fa risalire non solo all'obbedienza alla politica di Stalin, ma anche alla necessità che Togliatti sentiva di radicare il PC come partito nazionale nella realtà italiana dopo tanti anni di esilio. Nel settembre del 1945 Visentini viene nominato membro della Consulta e contemporaneamente organizzatore del Partito d'Azione nel Veneto. E questo è un compito difficile, come ricorda Luigi Meneghello, l'autore di Libera non sa malo, nel suo libro intriso di amara ironia, Bausete, dove appunto ricorda come Meneghello corresse per tutto il Veneto con una sua moto per cercare di propagandare il partito, ma che sentiva che nessuno realmente lo accettava, e di come Visentini, di fronte a delle sue giustificazioni su dei ritardi avuti, gli diceva con severità: ma in realtà non hai compiuto il compito che dovevi compiere. È un libro molto interessante. Dal novembre 45 all'ottobre 46 collabora al quindicinale padovano Università, Politica, Arte e Scienza. Direttore Franco Cingano, uno dei giovani più brillanti del Partito d'Azione, secondo Norberto Bobbio, allora professore di filosofia a Padova. Tra l'altro in questo giornale fa una delle sue prime prove di poesia anche il giovane Andrea Zanzotto. Bruno Visentini scrive articoli di analisi politica, firmandosi spesso con il termine l'osservatore politico. Analizza la doppiezza di Togliatti, da un lato la difesa della Costituzione e della legalità repubblicana, dall'altro i legami con l'Unione Sovietica e l'ideologia marxista-leninista. Rileva nella Democrazia Cristiana i pericoli di confessionalismo e integralismo. Di fronte all'eccessivo potere dei partiti di massa sul governo, propone il ritorno a un sistema maggioritario. Sono questi temi di fondo che ritroveremo nel pensiero politico di Visentini in tutta la sua vita, arricchiti e adattati alle varie fasi. Altri 2 temi fondamentali: l'esigenza di una riforma fiscale basata su una tassazione progressiva, indispensabile per una redistribuzione dei redditi e quindi una reale giustizia sociale. È un tema che attraversa tutta la sua vita politica. Dagli articoli che scrive per Il Mondo di D'Annunzio, ai convegni degli Amici del Mondo, dei quali sarà protagonista e organizzatore, agli articoli nell'Espresso, nel Corriere della Sera e infine anche in Repubblica, fino alla riforma fiscale che elabora come Ministro delle Finanze nel governo Moro-La Malfa, sottosegretario Filippo Maria Pandolfi, che gli succederà. Riforma lasciata cadere nel 76 dal terzo governo Andreotti. Ritornato Ministro delle Finanze nel governo Craxi, riprenderà la sua riforma fiscale contro la baraonda tributaria, come la definirà. Verrà ancora una volta boicottato. Altro tema fondamentale: la difesa dell'IRI contro i settori industriali più conservatori che volevano privatizzare le industrie e le banche per fini puramente speculativi.
Propugna l'esigenza di un'economia mista, pubblico e privato, per superare le debolezze del capitalismo italiano. Nel 1950 diverrà, su suggerimento di Ezio Vanoni, vicepresidente dell'IRI, presidente Enrico Marchesano, carica che conserverà sino al 1972. Visentini propone di mantenere pubblici i settori strategici per una politica di sviluppo industriale, la cantieristica, la meccanica, la siderurgia, le industrie elettriche e telefoniche. Quella sull'industria elettrica è stata una delle grandi battaglie, tra l'altro, del mondo. Rivendica l'autonomia decisionale dei dirigenti delle aziende pubbliche, che dovevano confrontarsi con le aziende private ed essere quotate in borsa. Si oppone pertanto, assieme a Ezio Vanoni e Paolo Baffi, alla costituzione del Ministero delle Partecipazioni Statali, che provocava una maggiore influenza dei partiti sull'IRI. Nel 1964 diventa presidente dell'Olivetti. Pur lodando lo sviluppo della piccola industria dell'artigianato, ribadisce la necessità per l'Italia di avere una grande industria. Uno degli esempi è proprio nella sua attività all'Olivetti, dove favorisce le ricerche sull'informatica. L'Olivetti costruisce nel 1965 il primo computer da tavolo, il P101, che avrà un grande successo, ma che poi sarà superato dai computer giapponesi anche per la mancanza di interventi dello Stato italiano, che non ha assolutamente sovvenzionato le ricerche sull'informatica, pur fondamentali nel mondo moderno. La fine dell'URSS e la conseguente trasformazione del PC in Partito Democratico della Sinistra nel 1991 rilancia la prospettiva di un'alternativa di sinistra, da tanti anni agognata da Visentini. Decide pertanto nelle elezioni politiche del marzo del 94 di schierarsi con la coalizione dei progressisti, rompendo definitivamente con Giorgio La Malfa. Le elezioni vedranno il clamoroso successo di Silvio Berlusconi. Bruno Visentini è eletto senatore e continuerà la sua battaglia per una giustizia fiscale. Darà un giudizio molto severo sulla legge finanziaria emanata dal governo Berlusconi nel dicembre del 94. Il 31 gennaio del 95 pronuncia in Senato il suo ultimo discorso. Raccomanda a Lamberto Dini, nuovo capo del governo dopo la caduta del primo governo Berlusconi, rigore per il risanamento del debito pubblico e gli ricorda il suo maestro, Cesare Cosciani, affermando che è stata una delle 6 o 7 persone che ha realmente stimato. Bruno Visentini muore improvvisamente il 13 febbraio 1995. Grazie.